Ogni anno in Italia vengono ritrovati migliaia di ordigni bellici inesplosi. Nel triennio 2021-2023 sono stati realizzati più di 7.000 interventi di bonifica con il recupero di circa 95.000 ordigni e 72 bombe di aereo. Anche il nostro territorio è segnato da questi ritrovamenti, soprattutto risalenti al primo conflitto mondiale, quando l'altopiano di Asiago e il Veneto furono centro di battaglie sulla linea di confine. Parte dalla storia della nostra regione, da questi numeri il progetto VBR promosso da ETRA, Università di Padova, Comando e Forze Operative dell'Esercito e Consiglio del Bacino Brenta per ridurre il rischio bellico residuo. Lo scopo in questi anni è stato quello di mappare le aree potenzialmente contaminate da ordigni bellici inesplosi. Per ETRA un'azione che si inserisce in un'ottica anche di sicurezza sul lavoro. L'80% dei lavori nell'idrico, nel servizio idrico integrato, sono scavi per posare le tubazioni, scavi per posare le fognature e quindi tante volte ci imbattiamo in questi ordigni inesplosi che sono il frutto di queste guerre che hanno visto coinvolti i nostri territori. È un problema anche economico perché tutto questo ha dei costi. Riuscire a individuare questi ordigni prima vuol dire risparmiare soldi. Lo strumento è uno strumento innovativo, è il primo in Italia che viene fatto, è uno strumento che mettiamo a disposizione delle pubbliche amministrazioni per i loro lavori. Uno degli aspetti chiave di questo progetto è stata la ricerca storico-documentale con l'acquisizione di oltre 20.000 foto aeree. L'esercito attualmente di fronte a questi progetti è uno dei riferimenti principali per quanto riguarda gli archivi storici, perché si parla che nella valutazione del rischio bellico, ovviamente per capire se c'è realmente un rischio bellico in quel territorio, attualmente le imprese che interessi a rimuovere del terreno, comunque a fare dei lavori, deve fare questa tipologia di valutazione. La mappa dettagliata realizzata dagli esperti dell'Università di Padova comprende 69 comuni tra Padova, Vicenza e Treviso. Sono quasi quotidiani i rinvenimenti di ordigni bellici. Per riuscire a ricostruire l'ubicazione di questi ordigni noi abbiamo la necessità di mettere assieme una serie di informazioni che riguardano le attività belliche dell'epoca, l'utilizzo degli archivi, l'utilizzo delle foto aeree, l'utilizzo della cartografia storica. Tutto questo viene aggregato, viene elaborato e si realizzano delle carte di probabilità di rinvenimento.